Il Friuli imbiancato. La neve ha iniziato a scendere lunedì notte per poi proseguire con debole intensità sino al mattino. La regione si è svegliata ricoperta da un sottile velo di neve fresca anche in pianura. Trieste è stata interessata pure dalla Bora, un mix che ha mandato in tilt la linea elettrica aerea delle ferrovie. Un guasto per riparare il quale è stato necessario interrompere la circolazione dei treni per tutta la mattinata. I convogli lungo la tratta Venezia-Trieste si sono fermati a Monfalcone. I passeggeri sono stati dirottati su corse sostitutive. Pesanti disagi soprattutto per i pendolari che hanno preso d'assalto i pullman. I treni a lunga percorrenza hanno invece subito notevoli ritardi. Nel primo pomeriggio la situazione si è normalizzata, il danno è stato riparato. Pochi invece disagi registrati lungo la rete autostradale friulana. Le carreggiate, grazie all'allerta meteo, sono sempre state costantemente pulite da ben 91 mezzi spazzaneve entrati subito in azione. Stessa procedura per le vie di Udine e provincia, dove è scattato il piano neve che ha predisposto lo spargimento di 1200 quintali di sale percorrendo 1500 km di territorio in poche ore. Solo la barriera di Trieste-Lisert verso la porta di Padriciano, la polizia stradale ha deciso di deviare i mezzi pesanti in transito in A4 verso i piazzali del porto di Monfalcone, perlomeno durante le ore fredde della giornata. Questo è un tratto abbastanza critico per la sua posizione geografica che tende a ghiacciare facilmente. Nevica anche in Veneto, ma in montagna. Nelle ultime 36 ore sono caduti sino a 40 cm di fiocchi sulle Dolomiti. A Cortina il manto nevoso non ha superato i 10 cm. Nevica infatti in modo più intenso nelle Alpi meridionali per la perturbazione Morgana che ha un asse sud-orientale. Nelle prossime ore i fiocchi bianchi proseguiranno, almeno sino a giovedì. Sono previsti altri 20-40 cm nelle zone alpine e prealpine. Nei prossimi 3 giorni farà più freddo e lo zero termico si abbasserà fino a 500 metri. Occasionali spolverate bianche non si escludono nemmeno nelle città e lungo la costa.